Mezzo milione di lavoratori dalle aziende della provincia di Bergamo piegata dal coronavirus nasce una filiera dell'emergenza. L'inviata Stefania Battistini. Sentivamo solo sirene passare, era tutto fermo. Abbiamo pensato anche noi di fare qualcosa per salvare, soprattutto per aiutare i nostri infermieri e i nostri medici. Siamo di questa valle perché siamo nati qua, fa molto male. Ha rivoluzionato tutto in una settimana. Questo tessuto servirà per l'emergenza. Suo nonno, Pietro Radici, si era stabilito in questa valle dopo aver percorso le strade d'Europa col calesse carico di coperte. Oggi è una multinazionale del tessile, 3.000 dipendenti, famosa per il suo tessuto non tessuto. Questa è la macchina sulla quale stiamo producendo il non tessuto per i camici e per le mascherine. Un'altra azienda lo rende impermeabile, l'orgoglio degli operai di questa fabbrica incuneata in Val Gandino. Anche qui tanti morti. Ho anche degli amici che come il dottor Signori, che proprio è morto ieri. Questa cosa qua l'ha fatta per difendere persone come lui. Sì. La ferita della bergamasca, 83.000 imprese, 500.000 lavoratori, il 2% del PIL del paese, investita ora dalle polemiche per la mancata zona rossa. Da più parti siete stati individuati come principali oppositori della zona rossa. Non corrisponde al vero, noi non abbiamo né le competenze né le informazioni, queste sono decisioni che spettano alle autorità. Oggi proprio Confindustria Bergamo ha organizzato la filiera dell'emergenza, ha messo insieme le aziende, chi produce tessuti, chi plastifica, chi cuce. Ha individuato quelle che hanno le competenze, le ha coinvolte in questo progetto. Il fatto di avere una fabbrica che poteva fare qualcosa mi ha fatto subito pensare di, perché no, cerchiamo di fare mascherine. Le ragazze, con gli occhi fissi sulla macchina da cucire, non sono più le maglie del ciclismo, per cui l'azienda è leader. Si provano tante emozioni, tante persone care che purtroppo non ci sono più. È motivo anche di orgoglio di poter far parte di questa macchina. In aumento i contagi tra medici e infermieri, sono